Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Prossimi allievi partecipanti alla prima corsa, un confronto per puledri di 2 anni, un vincitore di 500 euro nella carriera. Una prova in cui non corre Ippocamporecchio con il numero 3, sono in 7 dietro le ali della macchina. All'1 Indrot Paolo Leoni, 2 Indian SM Gaetano Di Nardo, 4 Intercity Matley VP dell'Annunziata, 5 Igor Stecca Loris Farolfi, 6 Argento Ral Lorenzo Baldi, 7 Ischia degli Ulivi Matteo Legnani, 8 Impetuoso Trio Manuel Pistone. Problemi per Intercity Matley che lascia lì molti metri, sbaglia anche Igor Stecca, partiti con veloce Argento Ral, sbaglia il favorito Indian SM, si rimette però al volo, prova a puntare in avanti a questo punto Impetuoso Trio, così Argento Ral in vantaggio, sbaglia anche Impetuoso Trio, in seconda posizione c'è Indian SM, in terza Indrot, poi Ischia degli Ulivi, quindi Igor Stecca rimesso, così come a largo Impetuoso Trio, in coda Intercity Matley, 400 metri in 31,5 da parte di Argento Ral che guida il gruppo, d'andatura tutto sommato neanche troppo lenta. Numero 8 Impetuoso Trio, squalificato. 600 metri in 47,5 sul piede dell'1,19. Ha spostato al largo adesso Igor Stecca. Trova però tentativo di anticipo da parte di Indian SM, che vorrebbe spostarsi dalla seconda posizione alla corda. Gaetano Di Nardo esce, anticipando Igor Stecca, portandosi a destra di Argento Ral dopo 800 metri passati in 1,3. Argento Ral è in vantaggio, ma Indian SM ora lo impegna, gli dà una bella curva e lo sopravanza dopo 1 chilometro in 1,18,8. Argento Ral e Indian SM alle prese, poi Igor Stecca si è cambiato decisamente registro adesso con Indian SM che è passato nei confronti di Argento Ral. La retta di là in 14,6, 1,33,4. Frazione in 14,6 è già bella svelta, ha sbagliato Igor Stecca intanto che era in quarta posizione e c'è una caduta, attenzione, bruttissima caduta. E così rimane al comando Indian SM nei confronti di Argento Ral ed Indrot quando siamo in retta d'arrivo. Indian SM in vantaggio, Argento Ral che ritorna su di lui e lo coglie in difficoltà. Argento Ral e Lorenzo Baldi viene a vincere nei confronti di Indian SM e poi di Indrot.